sempre esercitato il fascino e ha anche un valore, un contenuto intrinseco. In più nell'auto la pelle solletica 4 dei 5 sensi. Solletica la vista, perché ovviamente è il salotto quando entriamo, solletica l'olfatto perché ha un suo profumo, solletica il tatto perché deve essere una pelle graziosa alla mano, e anche l'udito perché la pelle deve avere un rumore piacevole quando si entra. Ma qui al museo noi dobbiamo pensare alla pelle che ci ritroviamo nelle auto d'epoca, nel recupero della pelle, nella valorizzazione della pelle del passato. Questa pelle per esempio è una pelle veneta, perché la Marino, che è una delle prime auto prodotte completamente in Veneto, aveva una pelle bellissima che noi abbiamo restaurato in parte abbiamo replicato. L'importanza della conoscenza è capire quanto va mantenuto, quanto va replicato, quanto va innovato, perché è importante che quando si monta in un'auto si abbia la sensazione originale dell'auto. Non devo entrare in un'auto e vedere una pelle che mi trovo su una Lamborghini e sono seduto su una Dilanda del 36. Quindi devo fare queste scelte, devo avere anche la conoscenza per potermele permettere. Devo conoscere anche cosa sono le pelli, perché le pelli sono di origine concia vegetale o concia moderna, che è la concia ai sali di cromo. Queste cose sono esperienze che noi dobbiamo trasmettere ai nostri cultori del restauro, e in questo modo noi preserviamo quella che è l'eccellenza italiana, lo stile italiano. Come dicevo prima, oggi le concerie italiane stanno portando le pelli a tutte le case del mondo, dalla Rolls Royce, ovviamente le case italiane, ma chiunque produca auto nel mondo ambisce l'interno auto in pelle italiana. Una nostra grande soddisfazione è stata recuperare delle pelli conciate al vegetale, che quindi hanno più problemi perché si deteriorano più facilmente, ma riprendendole con delle creme, ridandogli proprio la vita. La pelle respira, la pelle è un prodotto naturale. Sapendo ricostruire, ridare la tensione giusta, noi abbiamo recuperato pelli che probabilmente sarebbero state eliminate, sostituite con pellame moderno, che va bene, ma va bene nell'ottica della efficienza di durata. Qui abbiamo restaurato l'impossibile, perché questa macchina, che è preziosissima, è stata trovata in un pagliaio, quindi le pelli erano rovinate. Cosa abbiamo fatto? Intanto abbiamo ricreato la stessa trama, la stessa ottica, lo stesso tipo di opacità, e poi abbiamo mantenuto quello che si poteva mantenere e aggiunto quello che ovviamente il tempo, l'ingiuria del tempo non aveva permesso di salvare. Il risultato è meraviglioso, perché non si riesce a capire cosa. Non è un restauro invasivo, è un restauro conservativo, e questo è quello che bisogna fare, conservare. Perché l'emozione che dà questa macchina, conoscendo poi la storia della Marino, che è stata a sua volta, si può dire, cannibalizzata dagli agnelli, è il fascino di chi è innovatore, sa creare, e però poi naturalmente ci dà il passo alla grande industria. Quindi c'è anche una storia che è abbastanza romantica, per non dire didascalica. I veneti sanno fare, poi certe volte non sanno mantenere, ma questa è un'altra storia.